disputato il secondo turno di Coppa Italia di Serie C fra gli Orange e l'Arenzano. Riviviamo assieme tutti i gol, le azioni salienti e le emozioni dei protagonisti. Mister, buona la prima in casa, partita inizialmente un pochino complicata perché loro si chiudevano e difendevano tutti dietro la linea della palla, poi dopo l'1-0 partita in discesa. Sì, sappiamo che saranno tutte partite così e quindi non sarà facile giocare perché devi per forza sbloccare la partita. Dopo che la sblocchi, l'avevamo già preventivato, poi allora si gioca. Tra l'altro abbiamo fatto il primo gol su schema e poi 2 gol, tra l'altro in ripartenza, tutto sommato non siamo riusciti a giocare bene come avevamo impostato la partita con loro chiusi, eravamo un po' frettolosi e quindi... Sì, abbiamo impiegato un po' troppo a fare il primo gol. Dagli anni che abbiamo iniziato, sui giovani abbiamo sempre puntato e quindi anche quest'anno questi ragazzi che sono i reduci dell'Under dell'anno scorso e non abbiamo più l'Under, sì, sono ragazzi promettenti, anche in vista di un domani per la rappresentativa penso che possano attingere tranquillamente da noi 4-5 giocatori. Quindi non nascondiamoci, mister, quest'anno l'obiettivo è quello della vittoria del campionato. Ma è chiaro, quest'anno proviamo a vincere il campionato. L'anno scorso siamo arrivati ultimi, quest'anno proviamo ad arrivare primi. Poi vedremo, ogni partita va come va, dipenderà anche tanto dai ragazzi, ci devono essere sempre, purtroppo è la seconda partita che manca Pio Serva, che comunque è un pilastro della squadra e non l'abbiamo ancora avuto. E speriamo di riverlo per la prossima partita. La settimana scorsa mancava Gianluca Corradi. Questa sera ha fatto un gollasso, oltretutto. Ha fatto un gran gol, ma lui ce li ha questi numeri, anche nelle partite a Torino. Lui, se qualcuno ha visto la partita con Rosta, è un ragazzo che sa giocare, è chiaro, deve prendere ancora un po' confidenza, a volte in fase difensiva perde l'uomo, però ci sta, voglio dire, nel 96. E poi Ferrandini, io ho molta fiducia, molta stima nel ragazzo, che è il ragazzo che io alleno da più tempo in assoluto, sono 13 anni che è con me e sono convinto che possa far bene anche in altre squadre dovesse un altro anno andare via. La nostra tattica iniziale era quella appunto di essere un po' più attendisti, meno aggressivi e effettivamente siamo riusciti a chiudere bene gli spazi, gli avversari faticavano molto a arrivare alla conclusione, poi dopo la prima rete subita per il gioco forza abbiamo dovuto alzare un attimino il pressing, abbiamo concesso più spazi e loro sono stati bravi nelle ripartenze e noi molto ingenui in un paio di circostanze. Quando c'era la squadra a livello fisico in campo non si vedeva questa differenza. No, è corretto, in effetti noi questa sera avevamo tantissime assenze, mancava quasi mezza squadra perché su un gruppo di 20 giocatori ne avevo solo 9 disponibili, quindi anche i cambi erano limitati rispetto agli avversari e quindi poi il calo fisico si è sentito sicuramente, anche se poi nel finale veramente siamo un po' venuti fuori, ma forse più perché hanno mollato gli avversari che per meriti nostri. Noi l'anno scorso siamo arrivati penultimi, quindi quest'anno ovviamente l'obiettivo è quello della salvezza. Ci siamo rinforzati un attimino rispetto all'anno scorso, il gruppo è aumentato, è più numeroso, però l'obiettivo primario rimane quello della salvezza sicuramente, magari di raggiungerla un po' prima e meno faticosamente rispetto all'anno scorso. Ospedaletti che torna dunque protagonista dopo un anno Calcio non 5. particolarmente positivo in Serie B, quest'anno in Serie C sarà l'anno della riscossa. Sempre con Franco Basta. Certo, sempre con Ormai Franco è Basta. l'uomo del calcio a 5, Franco Basta. Assolutamente sì. Bene.